Ho segnalato che c'era un post già da ieri sera, poi ripreso anche in un secondo momento, che come dire, lasciava interpretare in maniera un pochettino distorta quello che stava succedendo a Washington. Cioè, io penso che lì ci sia un attacco alla democrazia, o che si avvicina quasi a una specie di golpe, e che venga derubricato tutto a non ve ne siete accorti, la comunicazione pubblica era di un certo tipo, ma sotto sotto vedete che avevamo ragione quando pensavamo che Vox Populi, Vox Dei, come dire, ha ragione il popolo a dire che le elezioni sono inquinate nel dato. A me semplicemente mi si è accapponata la pelle. Chiedo, ma è la posizione della Lega a livello provinciale, regionale, nazionale, o è qualcuno che si è preso la briga di interpretare a modo suo? Perché se fosse la prima sarebbe gravissimo. Nella conferenza stampa quotidiana, il presidente della regione Luca Zaia ha definito scandaloso quanto accaduto a Washington. Penso che sia un attacco alla democrazia. Con un pesante risvolto comunicativo passa l'idea che tutto è possibile, ha detto il governatore. Il segretario regionale Dem Bisato però chiede che a livello regionale il partito prenda posizione sui post comparsi sulla pagina Facebook della sezione della Lega di Ponte San Nicolò. Fa piacere che il presidente della regione si esprima in tal modo, faccia una telefonata al segretario di circolo del circolo di Ponte San Nicolò, o comunque come dire, si confrontino tra di loro per avere una posizione univoca, perché quelle espressioni sono fuori luogo, assolutamente fuori luogo. Lì si dice che sotto sotto, insomma, avevano anche ragione a fare l'assalto a quella che in Italia sarebbe la sede del Parlamento, della Camera e del Senato.